Il taggio è fantastico finché... Per fortuna ci è rivelato Medical Group. Si rinizia con piacere tornando a casa qua in Veneto, a casa. Una nuova stagione, nuovi obiettivi, tanta partecipazione, insomma il Veneto si conferma, grande entusiasmo per questo movimento. È la locomotiva del rugby italiano insieme alla Lombardia, l'Emilia Romagna, Toscana, Lazio, per cui la cura della federazione è molto attenta per il Veneto dà risultati, dà giocatori, dà giocatrici, società entusiaste, società che si strutturano sempre meglio. Noi abbiamo voglia di spingere su chi corre deve correre sempre più forte, per cui è stato un gran piacere essere qua a parlare con loro, a discutere con loro del futuro. Il futuro in questo momento è ritornato a essere una parola che il rugby italiano può pronunciare. Ricordo che nel 21 non era proprio così e oggi invece il panorama è molto migliorato grazie al lavoro di tutti, non solo alla parte più visibile che è quella delle squadre nazionali, ma è passato il Covid, sono passati tanti problemi, stiamo ripartendo, i numeri ci danno ragione e credo che il Veneto farà come sempre la sua parte per la crescita del rugby italiano. Dietro queste persone che vai davanti ci sono centinaia di volontari, di ragazzi e ragazze che stanno in campo e inizia una nuova stagione. Vuole lanciare un messaggio? Perché si divertono innanzitutto tanto, che portino avanti la loro passione e il piacere di stare insieme, perché il rugby è anche piacere di stare insieme, e che cerchino di fare sempre il meglio possibile nella loro giornata rugbistica e non solo. Per cui un bel in bocca al lupo a tutti e spero che tutti, ognuno, riesca a raggiungere i suoi obiettivi, grandi o piccoli che siano. Si rinizia un'altra stagione, lo stesso entusiasmo però. Tutte le società si sono ritrovate per programmare il futuro. Come lo vede questo futuro, Presidente? Vedo un futuro per il Veneto, sicuramente sarà un futuro di alto livello. Le società sono molto motivate, si stanno strutturando sempre meglio, c'è sempre più ambizione, più voglia, proprio voglia di migliorarsi, di formarsi, quindi noi come comitato le stiamo supportando in maniera attenta su questo e quindi sarà veramente un 2023-2024, sarà una grande stagione per il Veneto. Tante persone, perché al di là dei ragazzi che si iscrivono e giocano c'è tutta la macchina poi delle società, tra volontari e allenatori. Un messaggio a loro all'inizio di questa stagione? Grazie. Primo messaggio voglio dire grazie, perché la maggior parte di queste persone sono anche dei volontari. Senza di loro le nostre società non potrebbero andare avanti, però il concetto che il rugby è una famiglia è un concetto che entra dentro a queste persone, per cui proprio se la sentono di portare avanti questa attività di collaborazione con i dirigenti del club, perché portano avanti e aiutano la loro famiglia. Il rugby è un grande sport che fa tanto sociale e quindi noi facciamo crescere i nostri giovani, li formiamo come persone, come giocatori, come uomini, e quindi a queste persone meravigliose io proprio apro sempre il mio cuore e dico grazie. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.